Buongiorno a belli! Stiamo andando nella terra del prosecco, Patrimonio dell'UNESCO dal 2019, quindi può non mancare nel 2020 Conegliano Valdobbiadene all'interno del Giro d'Italia. no, bisogna farne una tappa e questa sarà una tappa a cronometro, giusto? A cronometro Tissot TT che sta per Time Trial. Pronti, cambiati? Ci troviamo all'Accademia di Conegliano. Molto probabilmente i ciclisti partiranno da qui. Siamo appena usciti da Conegliano, via Pascoli, Abbeno, a posto, muro cade il Poggio, ha scritto 19%. Solo per darvi l'idea della pendenza. Questo è l'arrivo al ristorante. Qua 17%, ma non scherza. Non fatelo a casa. Questa è la casetta del Giro d'Italia. Ragazzi, è appena scollinato, classe 1936, ben 84 anni. Bepi ruotano. Bepi ruotano. E complimenti sinceri perché ho 84 anni a fare il muro del Ca del Poggio. Gireremo a destra verso San Pietro di Feletto. Ecco, San Pietro in Feletto. Verso Pieve e Fara di Soligo. Il cartello Farra di Soligo. E poi Col San Martino. 40 all'ora, siamo dietro all'Apetto. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Dopo aver passato Col San Martino ci dirigiamo verso Guia, aggiungerei una M. Inizialmente la tappa doveva essere di 33 km e 700 metri, è stata allungata di 400 metri, quindi una lunghezza totale di 34 km e 100 metri. Stiamo per arrivare a Guia, a quel bivio lì, si girerà a sinistra, favoloso panorama, si sente proprio l'aria fresca di montagna. Ecco il bivio, adesso gireremo a Guia, siamo sempre più vicini a Valdobbiadene, c'è già il cartello Valdobbiadene, eccolo! Ragazzi, per dire sentirsi a casa, siamo a Valdobbiadene, però che trattoria c'è? Trattoria a Roccolo, e a Roccolo è uno dei posti migliori dove mangiare carne su nei Colli Urani. Come vedete la strada continua a tirare, non ci piove sul paesaggio perché è magnifico. 1 km e 100 metri a Guia e continuiamo a essere circondati da vigneti maestosi. Quindi quando che bevi un godo del prosecco, pensai a me che ho fatto tutta questa fatica. Guarda che roba. Però in borraccia solo acqua. Eccomi arrivato a Guia. Gli invidiosi diranno Photoshop. Quindi abbiamo visto Muia che saluta Guia. Lì gireremo a sinistra verso via Raboso, 4 km e mezzo a San Pietro di Barbozza e 6 km e mezzo all'arrivo. Ci siamo. Eccolo il nostro eroe. Via tutto gas a martello. Ecco la svolta a sinistra, 5 km all'arrivo, come vedete ci siamo quasi. Ciao Guia, da Muia, ciao! Guardate che colline stupende, meraviglioso paesaggio. Ovviamente i ciclisti non avranno tempo di guardare il paesaggio, però su YouTube, voi sul mio canale potete dare un'occhiata a quelle che sono le colline di Valdobbiadene. Non sono mai stato qui, ma merita tutto. I corridori saranno a tutto ovviamente qui, mancano gli ultimi 4 km e dovranno dare tutto quello che hanno nelle gambe. Eccoci, strada di Santo Stefano. Ragazzi, cioè di cosa stiamo parlando? Meraviglioso. Manca sempre meno a Valdobbiadene e inizia a sentire anche le gambe che tirano, ma non si mola niente, nulla. Dai, iscriviti subito, dai, ti aspetto, che sei indeciso. Pronto? Dai. Ecco che ti sei iscritto, grande. È un continuo sali-scendi, guardate che meraviglia. Ultimi chilometri. Ecco San Pietro di Barbozza, siamo quasi all'arrivo. Oh ragazzi, ultimi 1500 metri. Ragazzi, questa è una delle parti belle secondo me del giro che
stiamo facendo anche oggi, che faranno al Giro d'Italia la parte della vallata in cui ci sono tutti gli appezzamenti di viti. Ma che bello, ma che bello. Ultimo sprint finale, saranno sui pedali, chi avrà ancora energia, il tutto per tutto, ultimi metri. Ultimi metri, volata. Oh. La volata conclusiva. Andiamo a vedere dove è andata a finire. Oh, ecco il monumento di Valdobbiadene ai caduti. Ragazzi, sono arrivato a Valdobbiadene, terra del prosecco, insieme a Conegliano. Abbiamo percorso insieme questi 34 km e 100 metri di questa tappa che si terrà 17 ottobre 2020 in questo Giro d'Italia impegnativo. Vincenzo Nibali, Richard Carapaz saranno i favoriti, ragazzi. Una salita cade al poggio molto dura, sarà da battere i denti. Questi continui saliscendi faranno in modo che i ciclisti, i corridori mettano continuamente mano sul cambio per alleggerire e appesantire i rapporti in salita e in discesa. Importante alimentarsi bene. E infine, ragazzi, il paesaggio, guardate che roba, parla da sé. Quando berrete un prosecchino, una ombretta, come si dice come in Veneto, pensate a me e anche a Bembe che abbiamo girato questi video. Bembe, te cosa ne pensi di queste terre o di questa tappa? Questa tappa sarà dura soprattutto nella prima parte, perché già come dicevo prima la macchina fa fatica, pensatevi in bicicletta. Comunque le colline del Prosecco sono patrimonio UNESCO e sono bellissime. Ha ragione, quindi io direi, se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace, iscriviti al canale qua sotto, condividi il video con qualche tuo amico, amica che come te piace il ciclismo, le passeggiate e bersi un'ombretta di prosecco. E ci vediamo al prossimo video, dai che andiamo, ciao! Ciao! Bene, abbiamo visto la seconda delle 3 cronometro del Giro d'Italia 2020 che partirà sabato 3 ottobre 2020 dalla Sicilia. La prima cronometro si terrà a Monreale-Palermo, la seconda cronometro appunto Conegliano Valdobbiadene di 34 km e 100 metri e poi ci sarà la cronometro finale, l'ultima tappa 25 ottobre 2020. In questa edizione numero 103 andiamo a scoprire chi saranno i favoriti che potranno contendersi la 103esima maglia rosa e vincere quindi l'ambito trofeo senza fine. Il favorito numero 1 per gli italiani è Vincenzo Nibali, che partirà dalla sua Sicilia per puntare al tris dopo le vittorie del 2013 e del 2016. Sarà il suo primo assalto in maglia Trek Segafredo. Non ci sarà però il campione uscente Richard Carapaz, anche se nei video precedenti e in questo video ve l'avevo citato. Al team Ineos al posto di Richard Carapaz ci sarà il gallese Geraint Thomas, che avrà dalla sua la prima, la 14esima e l'ultima tappa finale, la 21esima, le 3 cronometro. Mi sento anche di mettere nella lista dei favoriti del team Astana il danese Jakob Fuglsang. Sembra aver trovato una sua dimensione e un momento di forma ottimale, perché quest'anno il danese ha vinto il Giro di Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi. Sarà quest'anno l'anno buono che il danese metta nel mirino proprio il Giro d'Italia? Dal canto suo avrà come gregario il giovane atleta promettente russo Alexander Vlasov, che quest'anno ha vinto il Giro dell'Emilia. Nel team Jumbo Visma invece ci sarà Steven Kruijswijk, che proprio qualche anno fa stava per vincere il Giro d'Italia. Una brutta caduta rovinosa sulla neve gli impedì di coronare il suo sogno. Sarà questo 2020 l'anno decisivo? Occhi puntati anche su Rafał Majka, il polacco del team Bora-Hansgrohe, perché per me può puntare al podio e può essere un outsider. Stiamo a vedere su di lui. Ricordo che questa 14esima tappa che avete appena visto su questo video e nel video precedente sarà un evento fondamentale, perché dalla partenza all'arrivo da Conegliano a Valdobbiadene l'elicottero del Giro d'Italia riprenderà quelle meravigliose colline da cui nasce il prosecco, che viene esportato in tutto il mondo. Vi ricordo che il prosecco è anche stappato nel podio della MotoGP, meglio di così. Quindi ragazzi e ragazze, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al mio canale in modo da supportarmi, perché per me farebbe grandissimo piacere avervi iscritti nel mio canale. Vi ricordo inoltre il mio canale Telegram, @Manuel Cosimo Muia, tutto attaccato, ve lo ricordo. Quindi scaricate l'app di Telegram, iscrivetevi al mio canale, è un'app di messaggistica semplice e potete anche lì vedere i miei video, ci conto. Quindi dai che andiamo, un saluto da Manuel Cosimo Muia per gli amici di Johnny 3
e ci vediamo al prossimo video. Ah, ve lo dico, ci saranno altri video sul Giro d'Italia, quindi rimani con me e iscriviti. Dai che andiamo!